Ho pensato di mettermi a disposizione per i cittadini che nelle ore in cui sono reperibile, se possono lasciarmi la borsa della spesa, se hanno voglia di lasciare qui in custodia, in ufficio, i loro effetti personali. Devi passare per il cimitero ma hai la borsa della spesa sulla bicicletta oppure qualche oggetto di valore in macchina? A Mogliano puoi lasciarlo in ufficio dalla custode, sicuro che nessuno te lo porterà via. E questa è la lodevole iniziativa partita ieri per volontà della responsabile cimiteriale stessa che ha postato sui social 2 casi, quello della signora che ha lasciato incustodite le borse per curare una tomba e quello di un signore derubato del pranzo non appena si era voltato per lavarsi le mani ad una fontanella. Del resto qui i ladri non mancano. Perché mi sono arrivate varie segnalazioni di persone che si sono giustamente lamentate per il fatto che stanno pulendo le tombe o cambiano i fiori oggi e domani non li trovano più. Ieri mattina è successo questo, è venuta una signora in cimitero a chiedermi se è normale che portino via fiori, tutte queste cose qua. Ho detto no, che non è normale, io a sta gente auguro che cadano le mani, ma purtroppo non ci posso fare niente. Ho detto voi continuate comunque a segnalarmi. Una situazione ben nota al sindaco Davide Bortolato, che se da una parte loda l'iniziativa della Guardiania, dall'altra ricorda che presto tutto il cimitero sarà sorvegliato da una rete di telecamere. Ma, come dire, prevenire è meglio che curare, ed allora ecco il servizio di Guardiania che, sottolinea Isabella, è del tutto gratuito. Ho detto adesso scrivo su Facebook, no? Chi che arriva, se ha qualcosa da assarne, me assa qua. Tempo di fare il suo cose, dopo ci va via. Apprezzamento immediato da parte dei cittadini. È una buona iniziativa perché sì, in questo luogo non dovrebbe mai esserci di queste ruberie. Quindi è meglio avere qualcuno che fa da custode non solo delle tombe ma anche delle cose dei vivi? Sicuramente. Un servizio che Isabella è ben contenta di offrire nel suo orario di lavoro. Certo, io sono qui tutti i giorni, dal lunedì al sabato, dalle 8:30 alle 12:30. Possiamo dire che oltre a essere custode dei morti è custode anche dei vivi? Possiamo dirlo, sì, tranquillamente.